Dopo l'ondata in attesa di estate che ha caratterizzato questa prima metà di aprile con un'anteprima delle temperature che si avranno all'incirca tra un mesetto, da 24 ore in Friuli si è tornati alla normalità con il ritorno del freddo, della pioggia e anche della neve nelle località montane, senza dimenticare la Bora in quel di Trieste. Il meteo incerto probabilmente sarà ancora protagonista per qualche giorno, ma quantomeno la grande pioggia finora non ha causato eccessivi danni. Nonostante questo, però, sono stati numerosi i piccoli interventi dei vigili del fuoco che sono stati comunque chiamati ad intervenire per sistemare alcune situazioni che si erano venute a creare e che avevano generato disagio, come alcune persone che a causa della mancata corrente sono rimaste bloccate in ascensore o come qualche albero pericolante o ancora come accaduto al Bricofer di Codroipo, dove una parte esterna della parete laterale è crollata. Nulla di grave, si trattava solo di pannelli, però comunque qualche disagio l'ha creato. Una cinquantina gli interventi nella provincia di Udine, una trentina a Trieste e Pordenone e una decina a Gorizia. Altri interventi sono stati portati poi a termine nelle ultime ore, come per esempio a Codroipo nei pressi della scuola Bianchi in via Gobetti, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza alcuni rami pericolanti che cadendo avrebbero potuto ferire i bambini dell'edificio o anche i semplici passanti.